Non ci è voluto molto per capire che la nuova linea di trasporto Chioggia-Venezia, la celeberrima linea 80 passata da CTV a Riva Veneto, fa acqua da tutte le parti. Ritardi pesanti, corse e coincidenze saltate hanno già messo a dura prova la pazienza dei lavoratori che da Chioggia a Sottomarina quotidianamente si muovono verso Venezia e la terraferma. Ed è una coincidenza fortunata che il servizio sia entrato in funzione alla chiusura dell'anno scolastico, dicono CGIL, CISL e Will Trasporti, che hanno già chiesto e ottenuto un incontro in prefettura affinché la procedura di assegnazione del servizio venga rivista. La città metropolitana si deve assumere la responsabilità politica di un danno alla città di Chioggia da questo servizio, l'avevamo detto dall'inizio, e penso che l'assunzione di responsabilità politica debba prevedere la revisione complessiva del servizio dato da Riva. Non si tratta solo del passaggio da un'azienda all'altra, ma della tenuta del servizio che la provincia prima e la città metropolitana poi hanno sostenuto essere migliorativo per Chioggia. Ed invece da un lato si sono accorciati i tempi di percorrenza, quelli verso l'aeroporto, e dall'altro si sono allungati creando problemi a catena. Gli autisti denunciano tempi di lavoro disumani che non consentono nemmeno la normale sosta per rifocillarsi e fare pipì. Non si può andare avanti anche per le difficoltà negli interscambi fra gli autobus, perché prima erano tutte corse dirette, corse dedicate sui siti lavorativi. Oggi si parla di spezzare la linea, attendere una navetta che non sempre è puntuale, imposti anche angusti, oggi c'è il sole, domani potrà esserci la nebbia, la pioggia, pertanto credo che sia un servizio che è veramente da revisionare. E ora le speranze sono riposte nell'incontro del prossimo 21 giugno in prefettura. Dimostreremo, dice il segretario regionale della FIT CISL, che non è detto che privato è bello. Questo deve servire da monito a quello che potrebbe succedere se non si interviene seriamente sulla determinazione delle offerte tecniche per mantenere il trasporto pubblico locale. Il privato non è sempre sinonimo di assicurazione e garanzia per un trasporto efficiente e regolare.